E intanto ringrazio voi, ringrazio l'editore Yiannakopoulos per questa ospitalità. È un modo di comunicare, ma anche con gioia di fare gli auguri ai Veneti, alle Venete e a tutti coloro che vivono in Veneto. E anche di ringraziare, me lo lasci dire, no? Ringraziare per il calore dimostrato, cioè noi amministratori possiamo anche essere bravi, no? Qualcuno fa anche danni. Possiamo essere anche bravi, ma se non hai il calore del tuo popolo, che è la vera benzina, no? Per lavorare. Pensi al referendum 22 ottobre 2017, vedere 2 milioni e 400 mila veneti che vanno a votare ti fa capire che c'è un popolo che quando lo chiami all'appello risponde sì. E quindi sarà l'occasione per fare un bel bilancio e dall'altro fargli gli auguri, che faccio anche a voi. Buon 2018, che si realizzino veramente tutti i progetti per tutti noi, che ci sia la salute e che sia l'anno dell'autonomia, lo possiamo dire, no? Ci stiamo dando da fare, i Veneti ci hanno dato una grande carica, a Roma hanno capito che non scherziamo. Quindi buona autonomia a tutti e buon 2018.